È ufficiale, anche il GP d'Italia è stato cancellato dal calendario del Motomondiale 2020. Lo annunciano in una nota FIM, IRTA e Dorna Sports. È con il cuore triste che annunciamo la cancellazione del Mugello, ha affermato il CEO di Dorna Sports, Carmelo Espeleta. Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico e riorganizzato per permetterci di visitare la sede in questa stagione. È una grande perdita, in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo e uno che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del Gran Premio d'Italia, ha concluso Espeleta. Il 2020 di Roger Federer è già finito. Il campione di tennis, che l'8 agosto spegnerà 39 candeline, ha infatti comunicato la decisione di fermarsi almeno per questa stagione. Su Twitter Federer scrive: «Qualche settimana fa ho avuto un piccolo contrattempo durante il mio percorso di riabilitazione e mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Mi prenderò tutto il tempo necessario per essere al 100% pronto per tornare ad alti livelli. Mi mancherete tutti, spero di rivedervi all'inizio della stagione 2021. Per lo svizzero, attualmente al quarto posto del ranking ATP, si tratta del secondo lungo stop dopo quello del 2017. Dopo 8 stagioni e 7 campionati vinti, l'esperienza di Thiago Silva a Paris Saint-Germain è giunta al termine. Il difensore brasiliano classe 1984 è in scadenza di contratto a fine stagione e secondo l'Équipe il club parigino avrebbe già comunicato l'intenzione di non rinnovare. Per Thiago Silva ora si aprono 2 porte. La prima porta al Milan, un clamoroso ritorno per lui che lasciò Milanello nell'estate del 2012, lasciando un grosso vuoto nel cuore dei tifosi rossoneri. La seconda invece si chiama Everton, dove sulla panchina c'è Carlo Ancelotti, il primo ad accogliere Thiago Silva in Italia, pur senza poterlo utilizzare nel suo ultimo anno al Milan. Nicolò Zaniolo si è sottoposto ad un intervento non invasivo al naso per risolvere un'ipertrofia dei turbinati. Per fortuna l'operazione è perfettamente riuscita e il centrocampista giallorosso è impaziente di scendere in campo. Lo ha comunicato lo stesso Nicolò tramite un post sui social. Il talento classe 1999 dovrà rimanere fermo per un paio di giorni, poi tornerà a Trigoria aspettando il permesso per allenarsi insieme ai compagni. Nei giorni precedenti all'intervento Nicolò ha svolto con il gruppo solamente la parte tattica, niente esercizi che implicassero contatto né partitelle di fine allenamenti, che potrà giocare solo alla fine della prossima settimana. Per tornare in una gara ufficiale però dovrà ancora aspettare 1 mese e mezzo, anche se già non vede l'ora.